Ciao ragazzi, com'è che si dice? Se l'appassionato non va all'Oktoberfest, perché quest'anno purtroppo non c'è, non è detto che l'Oktoberfest non vada dall'appassionato. Basta venire in Valsugana. Qui siamo nel territorio di Enego, ma siamo lungo la statale che porta verso Trento. E Romano, lo avrete riconosciuto, è lui il signor Oktoberfest non solo a Vicenza, ma in Italia. E mi accoglio con questa birra, che sono proprio curioso di sapere cosa lei, Romano. Che birra è questa? Salute, prosit, Prosit! si beve. Hai visto che c'è tanta schiuma qua? Questo si Che chiama roba. Snit. Cioè? E tu lo trovi anche nel menu di Monaco, trovi Snit e ha il costo di mezza birra, perché viene schiumata tanto. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene spillata e resa una schiuma molto compatta, perché questa quando si beve entra nella bocca e scoppia le bollicine e fa fresco. Questo è l'aperitivo di Monaco. Quindi La birra da aperitivo. la birra aperitivo. O se no la mezza birra finale sarebbe fatta così che ti rinfresca anche la Ho bocca. capito. Quindi inizio e fine pasto. Sì. Ma io oggi sono venuto qui perché volevo capire quali erano i segreti della birra legati alla cucina. Perché qui non è che si beve soltanto, c'è anche tutta una cucina ispirata a quella che si mangia all'Oktoberfest, La vero? cucina bavarese. E cosa tastemmo allora? Allora diciamo si può sempre cominciare con un bel piatto di affettati misti. Ho il mio speck di Little August, che è un contadino di Merano da 25 anni, che mi porta il speck, lui è più vecchio. E poi abbiamo naturalmente il Lioner, il Kamenwurzer, e quindi c'è quei sapori proprio da birra, da birra nel senso che lega molto il fatto che sia affumicato, che sia con ginepro, con delle spezie che ricordano non solo la birra, ma proprio i profumi, gli aromi di questa cucina bavarese. E se andassimo qualche primo? Il primo qua, Gulasch Soup. Il goulash è un primo. Il Gulasch Soup sì, il Gulasch con patate è un secondo. Mettiamo i canedoli, e quelli c'è con lo speck, c'è con i spinaci, poi abbiamo gli spazzoli, per dire che sono molto importanti proprio come piatto della cucina bavarese. E poi naturalmente siamo nella nostra frontiera di una volta e quindi cominciamo con la cucina italiana, veneta specialmente. Secondo qua i Wuster, abbiamo i Wuster italiani che sono, se si può dire, migliori come qualità di quelli tedeschi. Wunderbar allora. Allora abbiamo dei Wuster eccezionali, questo sì, il stinco cotto sul forno a legna e cucinato per 2 ore e mezza, 3, accompagnato con un tipico nostro contorno, il radicchio rosso condito con lardo e aceto di birra. Quindi poi andiamo sul pollo alla bavarese, che è una specialità che naturalmente è tipica di un pollo allo spiedo, però morbido. L'Oktoberfest quest'anno non si è fatta per i problemi legati al Covid. E tu come l'hai vissuto come ristoratore questo momento? Come vi siete attrezzati? Diciamo che questa grande meditazione ci ha conformato e come si vede qua ci sono dei divisori fra i tavoli. Abbiamo fatto un monodose sia pepe, sale, olio, aceto balsamico. Abbiamo confezionato le posate in una maniera molto igienica. Abbiamo le tovaglie che si cambiano ogni volta. E poi abbiamo creato queste tovagliette che al posto di mettere un menù che si sa che bisogna pulirlo ogni volta, igienizzarlo, il QR va bene, però guardi un menù sul telefonino. E allora diciamo ho ideato, inventato, ho messo a punto che la tovaglietta che noi gettiamo via, ho fatto il menù. Il menù, da una parte c'è la cucina e da una parte c'è la pizzeria. È veramente un posto simpatico l'Oktoberfest di Romano, dove però io sono venuto non soltanto per raccontarvi di questa sfilata di sapori che sono quelli tipici bavaresi che si possono gustare anche qui. Romano mi ha invitato, sono venuto spontaneamente perché vuole farmi capire cosa è stato per lui il Covid, sia come uomo sia come ristoratore.
e devo dire che mi ha colpito molto. Umanamente, Romano, che prova è stato il Covid? Il Covid è stata una cosa tragica, che sono morte tante persone. Perché ti tocca così tanto parlare del Covid? Perché sono un volontario da sempre, da 40 anni, ho fatto il presidente di pompieri volontari boschivi, la protezione civile, caproloco, e quindi si avvicina a noi, alla popolazione, ai cittadini, si è vicini alle problematiche, quindi Tu le hai vissute, le hai sentite? diciamo che si sentono queste cose, perché appunto se uno non le sente è cieco e non sente niente, quindi non deve proprio succedere che ti toccano le cose e si prega per gli altri, insomma. Perché hai fatto l'Oktoberfest? Perché è la festa più grande al mondo ed è una festa che manca per gli appassionati della birra oppure gli appassionati che vogliono gustare questa cucina bavarese. Quindi è una proposta che si fa facendo pochi chilometri, facendo poca strada, facendo in sicurezza. Tanti arrivano qua adesso col camper e ora possono bere anche una birra in più e tornare a casa al mattino o alla sera quando sono in grado di guidare. Qui siamo nella casa italiana della birra ufficiale tedesca della Oktoberfest, ovvero l'Augustiner. E Romano è l'inventore a livello mondiale dell'impianto di caduta della birra senza spinta con il gas. E questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che non si satura la birra. Quindi abbiamo una spiratura quasi al 100%, sempre uguale e senza alterazioni. E questo garantisce che cosa quindi? Garantisce il CO2 che ci deve essere dentro, quindi è quello che deve scivolare nella lingua e la gasatura nel palato. Questa è la spiratura per tutte quante le birre, sia di alta che di bassa fermentazione. E queste sono cose che tu hai appreso all'Augustiner? Certo, c'è una filosofia che è molto importante, è una delle più vecchie di Monaco, e si continua a tramandare le cose importanti per avere un prodotto importante che uno possa bere, come io che sono il primo locale italiano dell'Augustiner, ho anche tutta la specialità Augustiner. Però poi l'altro luogo comune è la birra con la pizza. Beh, è quella che l'italiano ha scoperto la birra, diciamo. Ah sì? Perché la birra di solito era solo per fare una chiacchierata, difatti c'erano i locali che era scritto vino e birra sulle osterie. La birra con la pizza è una cosa eccezionale. Pensa che come pizza noi cominciamo proprio dalla selezione delle farine. Noi ci forniamo qua a Rossano Veneto da terre vive che selezionano il grano, se lo macinano, fanno un grande e specifico lavoro. Assieme ci siamo acculturati su come fare la farina, usufruirla, renderla elastica. Facciamo quella al farro, però il farro lo misceliamo noi, sia come prodotto che come miscela, quindi non è un semplice 10% ma un 30-40%. Poi facciamo la lievitazione in diretta, quindi con lievito madre che viene dopo spostata al giorno dopo. Facciamo 2 giorni di lievitazione, usiamo farine la 1 e la forte. E questo quanto è apprezzato nella festa, nell'Oktoberfest? È apprezzato perché siamo in Italia, quindi una buona scusa o un buon piacere per bere una buona birra. Certo che uno che entra qua dentro, Romano, però cioè veramente sembra di entrare in un altro mondo, no? C'è una sensazione che tu vuoi trasmettere? Il Covid, quello che ha prodotto, malumore, brutte cose, e almeno nell'accoglienza è stato quello che ci ha scaturito a fare questo, di entrare, e un piccolo accenno di un sorriso è meglio di un aperitivo, e l'atmosfera diventa già più rilassante perché è un piacere fare ospitalità. Guardate che bellezza, ragazzi, sono questi i veri calici da birra tedesco, vero? Sì. Perché il coperchio? Il coperchio per nei garden, che non vadano dentro le foglie, tutte quelle cose che non vanno bene sulla birra. Ho capito. E so che hanno un nome vero
specifico questo. Sì, vengono dei crucchi, sai che chiamiamo crucchi? Perché si chiama crucchi? Questo bicchiere che si Allora chiama una volta Krug. dicevano crucchi, quelli che andavano in Germania dicevano crucchi, ho detto questi qua si chiamano crucchi. Salute. Salute, ma adesso è anche il tempo dei saluti e quello di Romano è tutto speciale. Ha bisogno di Mando un spazio. saluto, Eccolo. mando un saluto da Cornale. Ecco. E non avevo ancora più niente. Ciao. A Ciao presto. ragazzi, alla prossima campionata. Adesso provo un sorso finalmente per bevuto. Anche a me. Cin cin. Prosit!